Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Incidente mortale sulla statale 118 Agrigento-Raffadali. La vittima è un uomo di 72 anni che era fermo con la propria auto sul ciglio della strada. Sulla provinciale Noto Pachino è morta invece una donna di 45 anni. Catania violenta, le immagini inchiodano un 19enne straniero che durante una rissa in via Gammino ha tentato di uccidere un connazionale colpendolo con un coltello alla testa e al collo. A Messina entra in bicicletta dentro il pronto soccorso del Policlinico e aggredisce un'infermiera. Determinanti le immagini della body cam per ricostruire i fatti e fermare l'uomo. Il vescovo Mario Russotto in prima linea per risolvere il problema della crisi idrica a Caltanissetta. Sottoscritto un documento che impegna cittadini e istituzioni a cercare delle soluzioni. Stop agli sprechi e alla cattiva gestione dei fondi pubblici di Agrigento Capitale della Cultura 2025. I cittadini scendono in piazza e manifestano con un sit-in davanti al municipio. A Sannullo, periferia di Catania, i cittadini chiedono da anni manutenzione e cura del Parco degli Ulivi, ma l'amministrazione comunale non risponde. Uno scatto dell'astrofotografa ragusana Marcella Giulia Pace vince il primo premio del prestigioso concorso internazionale dell'Osservatorio Reale di Greenwich, immortalata la rifrazione della Luna. Calcio, notte magica del Palermo che intesta la classifica di Serie B dopo la vittoria sul Bari. Oggi pomeriggio in campo il Catania contro il Sorrento, tanti gli assenti tra i rossazzurri, il Siracusa invece va a Crotone, il Trapani è atteso domani dall'Altamura. Ancora buongiorno, ancora sangue sulle strade siciliane. Grave incidente questa mattina ad Agrigento. Un uomo di 72 anni ha perso la vita sulla provinciale 118, subito dopo la galleria Spinasanta, in uno scontro frontale tra due auto. Feriti la moglie e l'altro conducente trasportati in ospedale. Servizio di Davide Sardo. Tragedia questa mattina sulle strade di Agrigento. Francesco Rizzo Zangali, 72 anni, ha perso la vita in un violentissimo incidente lungo la provinciale 118, subito dopo la galleria Spinasanta. L'uomo viaggiava a bordo della sua Fiat 600 insieme alla moglie quando, per cause ancora da accertare, la sua auto si è scontrata frontalmente con un Audi A3 che procedeva in senso opposto. L'impatto è stato devastante. Per Zangali non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Feriti la moglie e il conducente dell'altra auto, entrambi soccorsi dal personale del 118 e trasportati d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio. Le loro condizioni, seppur serie, non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenute 2 ambulanze e le volanti della polizia per i rilievi e le squadre dell'ANAS per ripristinare la sicurezza del tratto stradale e gestire la viabilità. Il traffico ha subito forti rallentamenti per diverse ore, mentre gli operatori lavoravano per rimuovere i veicoli coinvolti. La notizia della morte di Zangali, ex dipendente della provincia, ha profondamente colpito la comunità agrigentina. Era una persona conosciuta e stimata da tutti. Un altro incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 9 sulla strada provinciale 19 tra Noto e Pachino nel Siracusano, all'altezza dello svincolo per Vindicari. Si è verificato uno scontro frontale tra un autobus di linea e un'autovettura. La vittima è una donna di 45 anni che era a bordo di una Toyota Yaris, non ci sono feriti invece tra i passeggeri dell'autobus. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale, entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro. Adesso andiamo a Catania, sono state diffuse le cruente immagini dell'ultima sanguinosa lite di mercoledì mattina in pieno centro, nella zona di Corso Sicilia. È stato fermato un 19enne straniero per tentato omicidio aggravato. Il servizio di Desiree Ferlito. Attimi di tensione e poi la violenta colluttazione. In queste immagini diffuse dalla Polizia di Stato lo scontro tra 2 extracomunitari in via Felice Gambino, avvenuto mercoledì, dove uno dei 2 stranieri ha accoltellato ferendolo al volto il suo avversario. L'uomo, un 19enne straniero, è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio. Siamo in Corso Sicilia, a pochi passi dal luogo dell'omicidio di Alessandro Indurre, il 40enne ferito mortalmente da un extracomunitario. Il movente ipotizzato sembrerebbe il medesimo, il controllo del territorio. La violenza dello scontro sotto gli occhi dei passanti, diversi lontani pochi metri, alcuni a bordo di uno scooter non si rendono forse conto. Un'anziana proprio lì assiste inerme alla scena.
Dopo l'accoltellamento il 19enne si è allontanato precipitosamente, mentre la vittima, prima di essere soccorsa, ha aggredito con un bastone la polizia locale intervenuta. L'aggressore si è poi recato in questura, affermando di essere stato lui vittima di un accoltellamento da parte di un connazionale. Versione poi smentita dalle immagini dei sistemi di sorveglianza che lo immortalano subito dopo l'aggressione mentre si disfa del coltello, gettandolo in una grata metallica. Nel suo zaino indumenti ancora sporchi di sangue. Siamo costretti a raccontarvi l'ennesima aggressione al Policlinico di Messina, bloccata la furia distruttiva di un uomo entrato al pronto soccorso con una bici che ha lanciato contro il metronotte. È stata ferita anche un'infermiera. Fondamentale l'ausilio delle body cam da giorni in uso al personale del pronto soccorso, e allora ci racconta tutto Roberta Lunghi. Sono le 20:30 quando un uomo in evidente stato di agitazione, approfittando dell'apertura di una porta dedicata all'ingresso di un'ambulanza in codice rosso, si è infiltrato all'interno del pronto soccorso del Policlinico di Messina con una bici che ha poi scagliato contro gli addetti alla sicurezza. In sequenza, il racconto dell'ennesima aggressione in ospedale si snoda poi attraverso il lancio da parte dell'uomo di un'asta reggiflebo contro uno dei monitor che misurava i parametri dei pazienti, fino poi a colpire un'infermiera causandole una contusione al braccio. A bloccare la furia dell'uomo il personale che ha messo in sicurezza i pazienti presenti in quel momento al triage. È stata questa l'occasione per testare l'importanza delle bodycam, le mini fotocamere indossate sulla divisa, azionabili in caso di necessità e in grado di registrare video e audio, da pochi giorni consegnate su volontà della direzione aziendale a medici, infermieri e operatori sociosanitari del pronto soccorso. Le riprese da diverse angolazioni hanno offerto così una visione chiara e precisa di come si siano svolti i fatti. L'uomo, fermato dagli agenti della polizia, si trova adesso in stato di fermo. Da oggi nessuna aggressione potrà restare impunita, così il direttore generale del Policlinico, Giorgio Giulio Santonocito. Adesso ci spostiamo a Caltanissetta, dove parte la crociata del vescovo Mario Russotto per risolvere il problema della crisi idrica. Ieri, al termine di una tavola rotonda, è stato sottoscritto un documento che impegna tutti, cittadini e istituzioni, a cercare soluzioni concrete. Il servizio di Rita Cinardi. Richiamare ad un impegno concreto tecnici e professionisti, mettere in campo idee e proposte per trovare una soluzione definitiva al problema della crisi idrica. Alla fine a Caltanissetta, una delle province più assetate d'Italia, ci ha dovuto pensare il vescovo Mario Russotto, che ha chiamato a raccolta in una tavola rotonda sindaci, istituzioni e quanti possano contribuire a far sì che cittadini e aziende non debbano più trovarsi privi del bene più prezioso. Tavola rotonda che si è conclusa con la sottoscrizione di un atto in cui ognuno si impegna a portare avanti le istanze del territorio, perché senza acqua, si legge nel documento, vengono messi a repentaglio lo sviluppo economico e la vita delle persone. Da qui l'appello del vescovo a lanciare proposte, cosa che ieri hanno fatto ingegneri, geologi ed esperti del settore, visto che oltre ai guasti e alla presenza di reti idriche obsolete rimane il problema della siccità con tutte le sue conseguenze. Il vescovo ha fatto anche esempi concreti: una mucca in estate ha bisogno di bere 200 litri di acqua al giorno e con soli 50 litri muore. Ecco perché diverse aziende agricole hanno dovuto vendere i capi di bestiame, ma così il territorio non cresce e per questo serve l'aiuto di tutti. Intanto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, commentando i dati dei ristori che prevedono 108 milioni di euro alle imprese colpite dalla siccità, il 54% dei quali andrà alla Sicilia, ha espresso piena solidarietà ai territori e alle aziende che hanno subito notevoli danni alla produzione. E parliamo di un'altra mobilitazione di istituzioni e di imprenditori che vogliono salvare il calcio a Messina. Dopo la dichiarazione di fallimento dell'ACR, sponsor e tifosi hanno contribuito per garantire le prossime 4 partite in attesa dell'arrivo di un nuovo proprietario del club giallorosso, altrimenti sarà l'ennesimo fallimento. Il servizio di Francesco Triolo. 4 partite per scrivere il proprio futuro, ma non sul campo. La CR Messina gioca un'altra partita, quella della sopravvivenza, e lo fa con tutta la città a sostegno. E là il punto della situazione è stato fatto in conferenza stampa da Maria Di Renzo, curatrice della società nominata dal Tribunale, intervenuta a Palazzo Zanca al fianco del sindaco Federico Basile. La messa in liquidazione del club da parte del Tribunale ha dato il via all'esercizio provvisorio, ma senza fondi non si andrà avanti. Nel tentativo di trovare una soluzione è stato approntato un piano d'emergenza per guadagnare tempo.
Un paio di sponsor e una cooperativa di tifosi hanno raccolto la somma necessaria per proseguire il torneo di Serie D sino al 5 ottobre. Quel giorno si farà il punto, se si sarà trovato un acquirente si andrà avanti, altrimenti si abbasserà la saracinesca sull'attività sportiva. È ovvio che qualora le trattative non dovessero concretizzarsi entro breve termine verrà anche pubblicato un avviso finalizzato a raccogliere eventuali manifestazioni di interesse, cioè anche pubblico, perché magari non è detto che a tutti sia giunta la notizia di questa possibilità, quindi comunque un avviso pubblico, cioè non demorderemo qualora le trattative con questi investitori non dovessero andare bene. Il nodo principale è quello del debito sportivo, che si aggirerebbe sulle 800.000 euro e che dovrà essere onorato da chi subentrerà. Sono fiduciosa e perché chiaramente chi mi contatta ha la necessità di sapere qual è l'importo del debito sportivo. È evidente che su questo importo si giocano molte cose. I tempi sono strettissimi, intanto però la squadra scenderà in campo e lo farà già da domani contro il Gela allo stadio Franco Scoglio. Adesso parliamo della politica regionale, nuovo vertice di maggioranza lunedì a Palazzo dei Normanni, sul tavolo la manovra quater che vale oltre 100 milioni di euro, ma anche gli equilibri del centrodestra. Il servizio di Maglio Viola. Stop improvviso alla manovra finanziaria quater da un lato, accelerazione altrettanto improvvisa sui cambi in giunta regionale di governo dall'altro. Sono i due temi che caratterizzano la politica degli ultimi giorni d'estate. Lunedì non entra solo l'autunno, ma arriva anche un vertice di maggioranza nello stesso giorno in cui il presidente della regione tornerà a nominare Luca Sammartino assessore all'agricoltura. Un ritorno per lui nel posto tenuto in serbo dal professor Salvatore Barbagallo, che proprio venerdì ha presentato le sue dimissioni. Ma il grande tema è il disegno di legge stralcio di assestamento di bilancio. Doveva essere una manovra da 80 milioni, ma già in agosto si parlava della possibilità che salisse a 100. Adesso potrebbe arrivare a 105-110 milioni di euro ed è già partito l'assalto alla diligenza. La Commissione Bilancio non è stata ancora convocata per entrare nel vivo della discussione vera e propria dopo la scadenza del termine per gli emendamenti venerdì scorso. Sono 200 quelli presentati dall'opposizione, mentre il governo pensa a proporre di nuovo la norma per i contributi all'editoria e poi ai contributi alle aziende che permettono il sud working e le norme sui consorzi di bonifica. Il vertice di maggioranza di lunedì servirà a blindare questa manovra all'interno del centrodestra. Solo il governo potrà proporre nuove modifiche in corso d'opera e non ci saranno maxi emendamenti. Il rischio è che la finanziaria quater arrivi in aula a ottobre per essere approvata solo a novembre, con tempi che andrebbero ad incidere sulla sessione di bilancio 2026, da chiudere invece entro dicembre. E ancora un'altra mobilitazione con proteste, questa volta ad Agrigento, contro gli sprechi e la cattiva gestione dei fondi per Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Ieri un sit-in davanti al municipio e qualche giorno fa i rilievi della Corte dei Conti. Il servizio di Davide Sardo. No agli sprechi, serve trasparenza. È il messaggio lanciato davanti al municipio di Agrigento, dove si è svolto un sit-in di protesta promosso da Area Progressista Agrigento. Un centinaio di persone tra partiti politici, associazioni e movimenti civici si sono radunati in piazza Pirandello per esprimere indignazione sugli sprechi di denaro pubblico e sulle mancate opportunità legate ad Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Un comune che diventi la casa comune degli agrigentini, che sia una casa all'insegna della trasparenza e della legalità. La mobilitazione è arrivata dopo i dubbi sollevati dalla Corte dei Conti sulla gestione economica degli eventi organizzati dalla Fondazione. Sono sceso in piazza insieme anche ad altri giovani perché penso che la gestione di Capitale della Cultura opaca, per come l'ha definita anche la Corte dei Conti, sia quella che più ha messo in ginocchio la nostra generazione. Oggi tutti i nodi vengono al pettine e domani sarà ancora peggio, perché Agrigento da quest'anno ha avuto soltanto dei danni. Questa città non è stata minimamente coinvolta, soprattutto le associazioni che dal basso riescono a fare cultura aggregando anche le fasce, come dire, più lontane dalla cultura ufficiale. Ecco, questo ci è sembrato un modo giusto per poter protestare. Dal sit-in un messaggio chiaro: Agrigento non può permettersi di sprecare un'occasione storica e deve guardare al futuro con responsabilità e condivisione. Adesso ci spostiamo a Catania per raccontare la periferia della città, la periferia abbandonata. Vi mostriamo le condizioni del Parco degli Ulivi che si trova nel quartiere Sannullo, un polmone verde in sofferenza da anni. È andato per noi Tonino De Mana.
E un altro polmone verde in sofferenza tra degrado e abbandono. Da un lato c'è anche un lucchetto che impedisce l'ingresso, sorvegliato si fa per dire, da una telecamera puntata talmente verso il basso da inquadrare il cespuglio e non l'ingresso. E poi vegetazione incolta, rifiuti, panchine di vette, pali dell'illuminazione distrutti. Benvenuti al Parco degli Ulivi, incastonato nel quartiere di San Nullo, periferia della periferia di Catania. La frescura degli alberi è forse l'unico sollievo, il resto è una cartolina poco edificante, irrispettosa per gli amanti dello sport, con quel che resta di un campo di calcio e con sentieri quasi intransitabili. Io in prima persona ho dovuto decespugliare alcune parti perché anche il passaggio a piedi era difficile se non impossibile. Non le manda a dire il consigliere del quarto municipio Giuseppe Ragusa. Gli ultimi fondi stanziati e utilizzati per questo parco risalgono al lontano 2005 ed è inaccettabile che un parco verde così importante per il quartiere di San Nullo venga dimenticato dall'amministrazione centrale. Noi chiediamo appunto che il sindaco non inauguri solo gli spazi verdi nuovi, ma abbia l'opportunità e la possibilità di manutentare quelli già esistenti. Fuori anche peggio, con l'omonima strada Via degli Ulivi sempre più pericolosa. Marciapiedi inesistenti. Quindi chiunque volesse andare al parco qua vicino a piedi non lo può fare. Per l'occasione è stata avviata una raccolta firme in nome e per conto di una sicurezza stradale che da queste parti non è mai esistita. E adesso cambiamo decisamente argomento, si chiama e si intitola La traccia della rifrazione. È la fotografia scattata dall'astrofotografa ragusana Marcella Giulia Pace che ha vinto il primo premio per la categoria riservata alla Luna del concorso prestigioso di astrofotografia indetto dall'Osservatorio Reale di Greenwich. Il servizio di Veronica Barbarino. Sono sempre con il naso all'insù alla ricerca sia di giorno che di notte di fenomeni ottici atmosferici e quindi so che questi fenomeni accadono anche quando non ci sono le stelle. È grazie a questa continua ricerca che la ragusana Marcella Giulia Pace ha conquistato il primo premio per la categoria riservata alla Luna del 17° concorso di astrofotografia indetto dall'Osservatorio Reale di Greenwich. Vince con una foto affascinante dal titolo L'impronta della rifrazione, con cui mostra la distorsione della luce del falcetto di Luna determinata dal passaggio attraverso la densa atmosfera terrestre. Effettivamente ero riuscita a riprendere una Luna che sembrava veramente sciogliersi, che la falce era quasi irriconoscibile, e quando ho sviluppato la prima immagine della prima Luna che era appena sorta, ho visto che aveva questa parte inferiore della falce che era tutta disciolta come capelli al vento. Fantasia inventiva, tecnica fotografica e pazienza quasi infinita per riuscire a realizzare i 19 scatti sovrapposti e creare una spettacolare vela tagliata in un rosso cielo. La sua vittoria sottolinea l'eccellenza raggiunta dai nostri astrofili a livello internazionale e mette in luce come anche il cielo possa diventare una tela da dipingere. Beh, straordinario, complimenti a questa fotografa. Adesso parliamo di ragazze e ragazzi che guardano un cartone animato su Don Pino Puglisi, su un maxi schermo, davanti alla Cattedrale di Palermo, nella settimana che vuole ricordare la figura del sacerdote di Brancaccio ucciso dalla mafia. La bellezza dei giovani è il dono lasciato dal beato, sottolinea l'assessore Ferrandelli, il servizio di Orazio Longo. Ancora vuoi? Ma vi somigliate tutti in questo quartiere? Oppure voi due mi state seguendo, eh? Ci sono due ragazzi, c'è un quartiere, c'è un boss di mafia e poi c'è Don Pino. Davanti alla cattedrale di Palermo risplendono la figura e la storia di Padre Puglisi, con tanti ragazzi e tante ragazze delle scolaresche palermitane seduti intenti a vedere su un maxi schermo il cartone animato La missione di 3P, con la regia di Rosalba Vitellaro e le voci di Leo Gullotta a interpretare Don Puglisi, Donatella Finocchiaro e Claudio Gioeli. Pino, cosa ti sei fatto? No, per la fretta sono caduto. Adesso vado che mi è venuta in mente un'altra cosa che potrei vendere. A pochi giorni da quel 15 settembre, data di nascita, ma anche di morte di Don Pino, ucciso dalla mafia nel 1993, rimane un simbolo, l'immagine del sacerdote di Brancaccio. Vigliaccamente assassinato dalla mafia, sottolinea l'assessore Ferrandelli, perché costruiva ogni giorno l'amore per i suoi ragazzi, coltivando la cultura della legalità e dell'uguaglianza, anche attraverso la creazione di un centro aggregativo e di quell'asilo che finalmente potrà sorgere grazie al voto favorevole del Consiglio Comunale delle scorse ore e che sarà intitolato alla memoria di Padre Puglisi. Questa storia
è dedicata a padre Pino Puglisi, che i ragazzi chiamavano affettuosamente 3P, padre Pino Puglisi. Beh, bellissimo. Allora adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa, poi rientreremo con un'ampia pagina di sport, le immagini del Palermo e poi l'anticipo la preview del Catania che giocherà oggi pomeriggio contro il Sorrento, subito dopo. Rientriamo in studio in diretta nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina del calcio e cominciamo dal Palermo che ha vissuto una notte da prima in classifica dopo che ieri sera i rosanero hanno battuto per 2-0 al Barbera il Bari di Leduarone Gomez. I gol, intanto arriva l'ufficialità, arriva un nuovo acquisto, si tratta di Berezinski, un nuovo calciatore rosanero. Il servizio di Marco Gullà. Notti magiche al Barbera, il Palermo vince 2-0 contro il Bari, mette in cascina altri 3 punti e lancia un segnale chiaro al campionato. Rosanero primi dopo 3 vittorie e un pareggio, un ruolino da squadra che vuole arrivare fino in fondo. In un Barbera stracolmo la formazione siciliana ha nettamente meritato la vittoria, arrivata solo nella parte finale del match con i gol di Leduaron e Gomez, tra l'altro subentrati e cambi azzeccati da parte di Inzaghi. L'atmosfera al Barbera è da grandi occasioni, oltre 32.000 spettatori, il Palermo azzanna subito il Bari e inizia a collezionare palle gol. Subito Brunori di testa alla palla del vantaggio, ma Cero Folini intercetta. Poi tocca a Palumbo, conclusione a spiovere che però non inquadra la porta. Il Bari risponde con Moncini che colpisce di testa, ma la palla va fuori. Poi c'è Caroni dalla distanza, ancora Cero Folini. L'occasione più ghiotta al 32esimo con Palumbo, palla che viene miracolosamente salvata ancora dall'ottimo Cero Folini. Ripresa, i ritmi si abbassano, il Bari non riesce a creare gioco, il Palermo ha in mano il timone ma non riesce a graffiare. Brunori segna ma è in fuorigioco. Arrivano i cambi che fanno svoltare il Palermo, dentro Leduaron, Gomez e Diachité. Il match cambia e si colora di rosanero. 76esimo, arriva il vantaggio, Guizzo di Leduaron che prende palla in aria dopo un rimpallo e mette un diagonale impossibile per Cero Folini. Esplode il Barbera. La banda di Inzaghi continua a tessere la ragnatela per gli avversari, mai in partita in questo secondo tempo. I minuti scorrono e al 92esimo assist di Poyampalo per Gomez che piazza all'angolino. 2-0 e match chiuso, altra vittoria per un Palermo sempre più convincente. Sono molto contento, questa è la strada giusta, mi auguro che i giocatori si convincano sempre di più che la normalità deve essere fare queste partite e l'eccezione non farla, per cui siamo il Palermo, abbiamo un pubblico straordinario, siamo una squadra forte, per cui dobbiamo continuare così. E adesso parliamo del Catania che alle 17:30 scenderà in campo al Massimino contro il Sorrento. Toscano deve fare i conti con diverse assenze per infortunio. L'ultimo ad aggiungersi alla lista è Donnarumma. Appuntamento alle 17 su Telecolor con diretta stadio. Il servizio di Francesco Triolo. La voglia di vincere insieme all'equilibrio di squadra, il Catania cerca la combinazione giusta di elementi per la partita di oggi pomeriggio alle 17:30 al Massimino contro il Sorrento. C'è da riscattare la sconfitta di Cosenza, c'è da farlo subito e con convinzione, ma soprattutto in una situazione non facile. Toscano infatti ha perso diversi pezzi anche importanti nelle tappe di avvicinamento alla partita contro i Campani. La lista degli indisponibili è lunga, ai 5 annunciati ieri dalla società, D'Ausilio, Aloi, Martic, Caturano e Rolfini, si è aggiunto nelle ultime ore anche Donnarumma che non sarà disponibile nemmeno lui per la partita. È vero che sarà soprattutto atteggiamento a contare a prescindere da chi andrà in campo, ma le difficoltà nel fare l'11 titolari inevitabilmente ci sono. Sulla tre quarti Jimenez dovrebbe giocare al fianco di Cicerelli e dietro forte, in mezzo di Tacchio dovrebbe affiancare Corbari con Quaini pronta a subentrare, al posto di Donnarumma dovrebbe giocare Celli avanzato sulla corsia con il rientro di Pieraccini dietro. Attenzione alta perché il Sorrento non è da sottovalutare. Ma è una partita come tutte le partite di questo girone, l'abbiamo vista contro la Salernitana, l'abbiamo vista contro il Trapani, è una squadra a cui piace giocare, è spensierata nel modo di giocare, porta tanti uomini come il Monopoli, tanti uomini sopra la linea della palla e tante rotazioni in mezzo al campo. È una partita di lucidità questa, di pazienza e di grande impatto iniziale dell'atteggiamento.
Il Massimino sarà pieno, la prevendita è andata bene, si prevede di raggiungere almeno 18.000 spettatori, una spinta in più per la squadra. L'appuntamento per chi non andrà allo stadio è sempre su Telecolor dalle 17 con 3 ore live di diretta stadio, il racconto della partita e al termine le voci dei protagonisti. Gara in trasferta invece per le altre siciliane di Serie C, il Siracusa giocherà sempre oggi pomeriggio contro il Crotone, il Trapani domani andrà ad Altamura. Sergio Colosi. Il Siracusa per svoltare, il Crotone per rilanciarsi. La sfida di oggi pomeriggio a Lezio Scida mette in palio punti pesanti. Per gli azzurri sarebbero i primi, per i rossoblù, quelli necessari per entrare nella parte alta della classifica. Dobbiamo essere bravi assolutamente a portare un risultato dalla nostra parte e soprattutto magari limare quelle ingenuità, come insomma dicevo anche nelle ultime settimane. Chiaramente concedere un gol al Benevento sul rinvio del portiere dopo 20 secondi quando siamo in 11 schierati dietro non c'entra niente, piazzamento, non c'entra niente difesa 4, 5 perché eravamo in 11, quindi vuol dire che anche con la difesa in 11 si possono pigliare gol, quindi chiaramente dobbiamo alzare il livello dell'attenzione. Siracusa e Crotone a specchio con il 4-2-3-1, 25 calciatori convocati da Turati, compreso Parigini recuperato. Alle assenze di Molina e Alma si è aggiunto anche Frisenna in ritardo di condizione. La difesa del Siracusa dovrà guardarsi dagli inserimenti sulle fasce di Maggio e Zunno, con Murano sottopunta e Gomez più avanzato. Nell'altra metà campo Capanni, terminale offensivo. Trasferta in Puglia domani pomeriggio per il Trapani, tra le squadre più in forma del girone, atteso dall'Altamura, confermato l'11 che ha battuto la Casertana. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà stasera alle 20. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti.